Amici bellini, c'è profumo di Champions, si comincia oggi, anche se noi dobbiamo giocare dopodomani, ed è il momento ideale per fare un recap generale. Un po' della Serie A dall'alto della nostra classifica con numeri interessanti, e poi mi sono guardato un pochino questo Manchester perché non vorrei, mi sembra strano dirlo, ma è come se Guardiola avesse copiato un po' Conte. Cominciamo. Lo so, forse è una frase un po' forte, però Guardiola è un po' mentalist, nel senso, non so se è quello il termine giusto, nel senso che ragiona molto su cosa cambiare, su come sorprendere gli avversari, a volte sorprende anche se stesso e anche i suoi giocatori, però la posizione di Foden è quella più interessante. Io do il benvenuto a Ciro Lauro e a tutti i nuovi iscritti, ringrazio per tutto l'hype che avete lasciato sul video di analisi, per tutti i vostri like, lasciateli anche qua perché qua facciamo un recap, poi solo nel finale parliamo insomma della Serie A con i miei fantacalci che forse non vi interessa, ma è la scusa per parlare della nostra Serie A. Direi di cominciare dal City, spostandoci in questa zona, pure non è male cominciare da Oriano. No, partiamo da qui, anche perché questo è il modo in cui ci presentano Manchester City, Manchester United, ma c'è un errore clamoroso perché questa non è la formazione in campo, se andiamo a vedere poi le posizioni medie, che il City schierava contro lo United. Assolutamente no. Assolutamente no, ed ecco perché mi viene questo titolo su Foden come De Bruyne, perché lo abbassa tantissimo e ritorna a una situazione che è più simile a un 4-1-4-1 di contiana memoria, ovviamente con giocatori con caratteristiche completamente diverse. Partiamo dal calcio d'inizio, dove il City lascia la palla al difensore centrale che la lancia subito alta su Haaland, e quindi hanno un po' tutte le caratteristiche, possono lanciare la palla sulla punta, possono scambiare tra le linee nel terzo riquadro del campo, hanno terzini che vanno e hanno gli inserimenti dei centrocampisti. In questo caso c'è un batti e ribatti dopo il lancione e la palla da Doku, finisce Haaland che prova dalla posizione molto defilata la palla verso il secondo palo, ma non va in porta. Però la posizione di Doku è una delle posizioni su cui il Napoli deve stare molto attento, perché è il classico esterno che ha dribbling, che ha spunto, che ha velocità, che ha assist, e si cercano molto e si trovano spesso. Ed è così che arriva il primo gol del City. Vedete Dorgu tra le linee, in questo caso va a sovraccaricare il lato destro, dove vediamo Bernardo Silva molto largo, Reinders che spesso va ad affiancare anche Haaland per riempire l'area, insomma è quello che più tende ad avvicinarsi all'area di rigore. Questo è Foden, che ha una posizione sempre importantissima, e anche lui in questo caso, come vedete, si crea quella disimmetria, quella asimmetria, perché qua non c'è nessuno sulla sinistra e quella è una zona che viene occupata da Doku principalmente. Ma insomma il City che ritrova Rodri è un City più quadrato, più equilibrato anche. Doku riceverà palla qui, andrà in dribbling, un primo cross viene ribattuto, sul secondo c'è proprio l'inserimento di Foden che di testa, lui piccolino di testa, va a segnare. E si vede qui, spesso Haaland va a occupare la zona del secondo palo con gli altri centrocampisti che si inseriscono. Vedete qua è rimasto Reinders, Foden è andato fino in fondo, e con il Manchester United che si è schiacciato dopo la percussione di Doku arriva il gol. C'è da dire che il Manchester City, come il Manchester United, spesso si è ritrovato con la difesa alta. Anche il Manchester United, specialmente essendo andato in svantaggio, si sono trovati a dover rischiare qualcosina, e in questo caso ecco, questa è una delle opportunità che il Napoli potrebbe avere con uno come Højlund, meglio rispetto a un Lucca o anche a un Lukaku, se vogliamo, come scatto in profondità. Fate conto che questo è Di Lorenzo, ma nessuno può disconoscere o dimenticare quelle che erano state le richieste. Un cantiere è un cantiere quando riesce a completarlo prima del tempo, al più presto possibile, senza aspettare chissà cosa. Quello lì è un cantiere che tu completi e dai al capocantiere la possibilità proprio di rifinire i lavori per consegnare direttamente il palazzo, altrimenti diventa un guaio.
Fate conto che questo è Højlund, palla in profondità a scavalcare, si inserisce nello spazio Højlund e poi si trova praticamente a tu per tu con Donnarumma, e questo è un altro di quegli acquisti che spostano, perché Ederson molto bravo con i piedi, assist a go-go, ma ultimamente aveva convinto di meno in porta, e invece Donnarumma, chiamato in causa quelle 2 o 3 volte, fa 2 o 3 parate di grandissimo livello, e quindi hanno aumentato la qualità anche in porta e si è fatto sentire. Il secondo gol è lo scavetto di Haaland, vedete la linea della difesa dello United abbastanza alta fuori dall'area. Doku riceve da Foden, che come vedete è in questa zona qui, che è un po' la zona dove abbiamo visto anche De Bruyne, abbiamo visto McTominay. Doku non fa altro che ricevere il pallone, passaggio in profondità per l'inserimento di Haaland, che poi con uno scavetto dolcissimo, perché Haaland è scarso tecnicamente. Non fatemi, mi fate ridere molto spesso con questa storia di Haaland. È un giocatore di una freddezza, di una capacità di corsa con controllo della palla, dai, non scherziamo, e sta anche in grandissima forma, segna a raffica. Ocio, vi prego. Quello che ho visto fare allo United, che ha messo un po' in difficoltà il City, sono i cambi di gioco alti, cosa che abbiamo visto fare al Napoli spesso nella pre-season, con lanci sia di De Bruyne sia di Lobotka. Gilmour lo fa in maniera naturale, quindi palle che arrivano da un angolo all'altro del campo, in questo caso un lancione che arriva su un Beume che tira al volo di sinistro, e qua fa una parata Donnarumma da urlo e la toglie proprio dall'angolino. In questa zona, secondo me, in questo caso giocava O'Reilly terzino sinistro, poi Wayu tengono una rosa infinita, hanno delle defezioni, quindi stanno facendo di necessità virtù, però molto cambia a seconda delle caratteristiche dei giocatori che Guardiola metterà. Questo O'Reilly è un terzino, l'ho visto giocare terzino, che spinge moltissimo e può soffrire qualcosina in marcatura. Facciamo un caso, stai con Spinazzola sulla tua fascia, oppure un lancio dalla zona di Buongiorno ad andare a cercare Politano. In questo caso Politano un buon tira al volo di sinistro e O'Reilly non riesce a intervenire. Poi però nel tentativo disperato, insomma, di schiacciare, il Manchester City non si è anche disdegnato ogni tanto di giocare sotto palla e di stare un po' più basso del solito, con lo United che però, per cercare di attaccare, la difesa qua che sta succedendo, tutti storti, si inciampano sul pallone. La palla viene recuperata da Bernardo Silva, che lancia Haaland da dietro al centrocampo, ovviamente non è fuori gioco. Poi Haaland è bravo, perché Haaland se la porta avanti, la controlla, si mette con il corpo bene, il portiere in uscita lo uccella con un tiro preciso di sinistro che va a baciare il palo. Però questa è una cosa che il Napoli non dovrà mai fare, non potrà mai stare così alto in maniera indiscriminata, perché sono forti sia se ti palleggiano sia se lanciano verticali. Da qui si vede molto bene il momento dell'intercetto di Bernardo Silva. Qua stavano ancora cincischiando i giocatori dello United, e vedete come il City si mette con un blocco un po' più basso, non bassissimo, un blocco medio, con O'Reilly che stringe molto, e qua abbiamo, credo che fossero ancora in campo, la coppia Doku-Foden, che comunque tendono a lasciare il nostro Politano un po' isolato. Se qua fossero riusciti a fare un cambio di gioco, che spesso hanno fatto, poteva essere un'occasione per lo United. Invece cincischiano, perdono palla e prendono gol. E questa è un'altra di quelle occasioni che vi dicevo. Lancione sull'esterno destro e affanno in copertura per quanto riguarda O'Reilly o il terzino sinistro che ci sarà. Bless you. Il City vince la prima partita di campionato, perde la seconda, perde la terza e vince la quarta. Questa è la formazione che avevano contro il Brighton, dove hanno perso, e vedete un 4-3-3 un po' più classico. Ovviamente hanno cambiato il portiere, ovviamente qui in difesa avevano Kusanov centrale di sinistra, che poi ha giocato terzino destro contro lo United. Consideriamo che potrebbe giocare Bob, questo è Bob. Marmoush sulla sinistra invece è infortunato, e alle volte gli infortuni
sono anche uno sliding, possono essere uno sliding door positivo. Magari Guardiola ragiona meno con tutti quelli che non ha a disposizione, più costretto a mettere una formazione e diventa meno cervellotico e fa quello che può fare. Un po' come il Napoli, che di fronte all'infortunio di Lukaku è costretto a prendere una decisione che potrebbe essere una decisione che ti cambia tutta la stagione, perché l'infortunio di Lukaku è arrivato nel momento giusto, non troppo presto, cioè prima che tu comprassi Lucca, né troppo tardi, quando magari Højlund non sarebbe stato più disponibile a venire. Perfetto, è là che ti devi far trovare pronto, è là che è stato bravo il Napoli. Noi abbiamo esaltato l'Atalanta quando rispetto all'infortunio di Scamacca presero subito Retegui. Oggi esaltiamo il Napoli che vicino all'infortunio di Lukaku affianca subito l'acquisto di Højlund, che è il pezzo migliore che potevi prendere per quelle caratteristiche. Io poi avevo una convinzione su Lucca, adesso ve la dico. Insomma, come vedete, SofaScore la aggiusta la formazione del City contro lo United e la schiera proprio 4-1-4-1. Ma la posizione interessante è proprio quella di Phil Foden, che vedete risulta quasi un regista aggiunto accanto a Rodri. Guardate quanti palloni poi tocca anche dietro la linea del centrocampo, e poi i suoi inserimenti, perché poi è molto mobile e molto dinamico, quindi con caratteristiche diverse rispetto a De Bruyne e più o meno quella zona lì di campo. Io non lo so, sai, studiando devi studiare il Napoli, Guardiola da un occhio, De Bruyne tu lo fai giocare là, si alterna con McTominay, viene a dare una mano all'Obot, vuoi vedere che lo può fare Foden tutto questo? Deve essere successo. Doku si fa tutta la fascia, O'Reilly va molto, va un po' di meno a destra Cusano, Bernardo Silva anche vedete un po' più conservativo, ed è interessante vedere anche che rispetto a quello che uno si può aspettare, il Manchester United ha più possesso palla. Il fatto credo che il City l'abbia sbloccata subito, automaticamente ha portato lo United ad avere più possesso e a provarci di più, il City magari ad aspettarli un pochino. Quindi sarà molto interessante capire se, perché Conte storicamente poi l'ha spessa incartata a Guardiola, la spessa incartata, e quindi sarà interessante, oltre a provare a prevedere cosa farà Guardiola, anche provare a ipotizzare cosa farà Conte. Forse aspetterà un pochino. Immagino un Napoli che parta forte sempre, però non con quella prendendosi gli stessi rischi che ti sei preso con una Fiorentina, per capirci, perché poi alla fine Ken non è Holland e i lanci che ti possono arrivare da un Som o da un Pongracic non sono i lanci che ti arrivano da Ruben Dias, da Rodri, e quindi dobbiamo stare, e gli uno contro uno, per quanto Dodò possa essere, per quanto un Gosens ti possa dare fastidio, Jeremy Doku ti salta e Bernardo Silva ha la qualità per farlo, quindi dobbiamo stare un po' più attenti. In Serie A però ci siamo mossi molto bene, ed è bello poter notare che avendo fatto d'Italia sembra quasi che sai poco. Allora, più gol, il Napoli in questo momento ha la migliore difesa insieme alla Roma, le uniche due squadre ad aver subito solo un gol. Non abbiamo il migliore attacco, perché il migliore attacco ovviamente con la quintupletta che fa l'Inter ce l'ha l'Inter con 9 gol, che però ne subisce 6 dalla Juve, che qui non 6 dalla Juve, 6 con i 4 gol subiti dalla Juve. La Juve quindi si appacia al secondo posto con 7 gol fatti e 3 subiti, quindi abbiamo la migliore differenza reti, più 5, che è quello poi che ci interessa, quindi significa subire pochissimo e cominciare a fare più gol rispetto all'anno scorso. Ovviamente abbiamo appena cominciato, gli equilibri si dovranno stabilire, perché una Cremonese lì al terzo posto stava quasi per fare il colpaccio del punteggio pieno, non rimarrà, così come l'Udinese che comincia sempre bene e poi dopo si squaglia perché si sentono salvi. Il Milan che già insomma si è ripreso un pochettino, e bisogna dire che era anche un rigore abbastanza netto su Nkunku, e la dovevi dare. Se forse qualcuno dice
dice che ce n'erano due, ma almeno uno c'era. Un Milan che alla fine prende pali contro pali, insomma può convincere o no il gioco di Allegri, ma si stanno bilanciando con i nuovi acquisti arrivati. Rabiot fa il suo, devono trovare degli equilibri in attacco, con il ritorno di Leao ci sarà. In questa giornata fanno discutere sicuramente gli stop di Roma, punita dal Ciolito, fatto un bello short al riguardo, e la Lazio che ovviamente, visto anche il caos societario, ci possiamo aspettare di tutto dalla stagione della Lazio: grandi vittorie, grandi sconfitte, ci possiamo aspettare discontinuità, anche perché Sarri non mi sembra un Ranieri, cioè il Ranieri che venne a regolarizzare tutto nella Roma. Sarri mi sembra esausto già, mi sembra un po' è stato preso in contropiede dalla situazione del mercato, e ne parla poi apertamente, non mi sembra elastico nel capire certe cose. Se i giocatori poi non hanno le caratteristiche che lui vuole, io non vedo Sarri pronto a cambiare completamente il suo sistema di gioco. I principi sono quelli, al massimo puoi fare un pochino più difesa e ripartenza per evitare poi di deprimere la piazza con i gol subiti. Idem il Bologna, che non ha cominciato benissimo, così come la Fiorentina, e vediamo questo Pisa e chissà se col Pisa ci potrebbe essere poi magari un ritorno di Lucca titolare, anche perché se no che cosa facciamo? Io ho un'idea su Lucca e per dirvela tutta, per esempio nel fantacalcio di Fantalab io ce l'ho al centro dell'attacco. Questo è un fantacalcio a listone. Aveva senso per il prezzo, aveva senso per l'infortunio di Lukaku, aveva senso prima dell'arrivo di Højlund. Io credo che il Napoli e Conte abbiano individuato in Lucca un giocatore con un punto di forza, che è quello del colpo di testa, quindi una specialità, con una discreta finalizzazione e con la possibilità di farlo crescere, di migliorarlo nelle situazioni di gioco dove Lukaku è maestro. Allora io credo si sia fatto questo discorso: abbiamo Lukaku che l'anno scorso le ha fatte praticamente tutte senza fermarsi mai, ci aggiungiamo uno che ha caratteristiche diverse, quindi nelle partite bloccate uno può aggiungere la torre che magari può ricevere qualche cross. Nel frattempo Lucca va a scuola da Lukaku, a scuola da Conte. Conte dice sempre: io sono uno che migliora i calciatori. Credo si sia fatto questo ragionamento: prendi Lucca, c'ha delle potenzialità, io lo miglioro in quelle zone e poi dopo, quando Lukaku deve lasciarci, Lucca sarà migliorato in tutto quel lavoro. Non c'è stato tempo per far studiare Lucca. Lucca è subito diventato titolare. Poi probabilmente un po' la pressione della maglia, l'abbiamo visto anche in conferenza, insomma, soffrire anche la dialettica in una piazza che non è Udine, onestamente. E allora ci si è guardato negli occhi e ha detto: vammi a prendere subito uno pesante, perché con Lucca da soli non possiamo fare. E poi deve anche capitarti che Højlund alla prima ti fa vedere tutto il suo repertorio di protezione della palla, di profondità, di finalizzazione, di personalità, ed è chiaro che diventa immediatamente titolare. Sono bastati 2 allenamenti per convincere Conte che Højlund è davanti a Lucca. Però contro il Pisa magari, ecco, io non lo svincolo ancora. Contro il Pisa magari un'occasione ci può stare. Io qua ho vinto una medaglia contro un fantallenatore creator nell'ultima giornata, e gli altri fantacalci non sono andati benissimo. Io per ricapitolare, io ne faccio 5. Faccio il fantascarso classic con gli amici Berini abbonati, questa partita qua dove abbiamo cominciato con un brutto pareggio. I portieri hanno fatto la differenza, io con De Gea e Mike con Caprile, lui molto bene, io molto male. A me mi segna Ildiz, mi vanno male Ferguson e Pellegrino e non mi va benissimo la difesa. Mi aspettavo molto di più ovviamente da Tavares contro il Sassuolo, male proprio. Quindi la buona prestazione di Ildiz viene purtroppo equilibrata dalla cattiva prestazione, che poi non è una cattiva prestazione quella di De Gea, ma il voto prende 3 gol, è bilanciata dal voto buono di Caprile. Poi c'è l'altro classic contro i miei cugini, dove qua le ho preso proprio dietro alle orecchie, perché qua ho fallito le prime buste. Sono riuscito a prendere Lautaro, che è il mio top player, ma è andato malissimo. Non mi aspettavo un bel exploit da decatelare.
De Ketelare, che mi fa 2 gol, ma non mi basta, perché male di Gregorio, tu tieni di Gregorio, male Angeligno, mentre mio cugino Lollino, bene Zalewski. I segna Zalewski, Ildiz, Thuram, Kristovic, poi pure in panchina teneva Simeo, teneva Beuke, ma vabbè, dovevo perderla per forza questo, cioè pure Israele, cioè dai. Un altro pareggio arriva nel mantra scarso, dove ancora male i portieri perché Suzuki è andato male, bene in difesa, bene Atta, però non arrivano bonus dagli attaccanti. Il buon Michele invece trova il bonus di Nico Paz, ma trova il malus di Ramon, e quindi anche qui parapatta e pace. Onestamente fortunato io, perché 66, lui 70, meritava di più lui. Comincio con una vittoria però sul mantra degli Iannone. Qui trovo il gol di Kelly, trovo il gol di De Bruyne, trovo il gol di Nico Paz. Guardate che bell'attacco, tutto fantasia con De Bruyne e Nico Paz. Castellanos male, però mi hanno segnato gli altri 2, quelli di qualità. Assist per Di Marco. Il mio avversario trova il gol di Thuram e le risate tra fratelli che hanno portato molte polemiche. E anche un gol di Ranieri dalla panchina, però non gli entra Mina. Sono stato fortunato lì, perché altrimenti chissà. Oh, ma cosa abbiamo qui? Un sesto fantacalcio? Volevo provarlo, e questo è un altro modo per gli amici Bellini abbonati nuovi che non sono entrati negli altri Fanta. Possono fare questo fantacalcio a listone con noi, perché c'è una mini lega dove possiamo inserire chiunque. Il Fanta Champions, dove prendi i giocatori della Champions. Io avevo una squadra, l'ho dovuta cambiare perché ci sono stati vari infortuni, però ho potuto prendere dei pupilli, ho potuto mettere Singo, Nuno Mendes, Szoboszlai sta giocando pure terzino nel Liverpool, una cosa bellissima. Foden, Holland, Ildiz, eccetera eccetera. Ma come Foden e Holland? Sì, io li metto così li rovino, è la mia tattica. E la Fanta Champions non farò l'Euroleghe, ecco, diciamo, perché sennò veramente impazzisco io, il divorzio, meglio non farlo. Quindi questo è, lasciate un like finale per Guardiola che si è messo a scopiazzare Conte. Vediamo se ci sarà qualcosa di quello che abbiamo visto in questa analisi nella partita di giovedì. Domani in serale ci sarà la conferenza di Conte che seguiremo e commenteremo ovviamente, e cominciamo a guardare un pochino le partite di Champions, perché la Champions comincia adesso e si sviluppa ed è molto interessante. Ragazzi, che bello, dai, per me anche che insomma poter fare un'analisi approfondita che riguarda anche il Napoli e ci confrontiamo con squadre come il Chelsea, come il Manchester City. Sono molto emozionato, sono molto eccitato, quindi fate il vostro gioco che io faccio il mio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un abbraccio e un bacio e a domani.